Pallavolo Martellago, Mestre Volley Center, Polisportiva Arcobaleno, Polisportiva Libertas Scorzè, Salzano Volley. Tutti insieme fanno uno e quell'uno si chiama ora Fusion Team Volley. Ecco da dove nasce il nuovo progetto pallavolistico tutto femminile che unisce 5 società al centro del Veneto, fra le province di Venezia, Treviso e Padova. L'idea è quella di dare all'atleta un percorso completo che lo accompagni dal primo momento in cui entra in palestra fino all'ultimo momento in cui deciderà di giocare a pallavolo. La differenza rispetto a quello che al momento c'è nel territorio è la ricerca continua della qualità, nella speranza che crescendo gli allenatori possano crescere le atlete, e un'idea educativa, cioè il fatto che la persona di riferimento in palestra non sia semplicemente un tecnico, ma anche che queste ragazze siano accompagnate durante il loro percorso ad una crescita. Fusion Team Volley prende parte al progetto Volley Ro, trovando nella pluripremiata formula romana una possibilità di sbocco di estremo livello per le atlete più ambiziose. Beppe Bosetti con Franca Bardelli e la team manager Laura Bruschini non sono voluti mancare alla presentazione societaria tenutasi nel nuovissimo Pala PM di Salzano. Ecco qual è l'obiettivo principale di Volley Ro. Innalzare il livello tecnico a fine di dare quella qualità necessaria, che non è una cosa che si verifica dall'oggi al domani, ha bisogno di tempo, ha bisogno di impegno da parte di tutti, e qui sono aspetti che non mancano e che anzi ci danno una mano importante per essere sicuri che un domani si possa perseguire quegli obiettivi che ci siamo posti, cioè che questo sia un contesto di qualità dalla quale un domani magari tirar fuori qualche altra giocatrice importante come è stata e come è la Pamio e poterla consolidare e inserire nel nostro contesto. Possiamo definire Alice Pamio la testimonial di Fusion Team Volley, sicuramente il miglior prodotto pallavolistico di questo territorio. Campionessa del mondo Under 18, ha voluto far consegnare per mano del padre Michele la maglia della nazionale, simbolo di un palcoscenico raggiunto proprio partendo da Scorzè, in una delle società del nuovo progetto Fusion Team Volley. Il progetto è ambizioso. Lo sappiamo, a volte è anche faticoso perché oltre alla quotidianità le distanze non aiutano, perché Roma è un po' vicina e un po' lontano da tutto in realtà, e la pallavolo spesso di qualità è qua al nord, quindi veniamo su anche per questo, però siamo contentissimi di vedere questo riscontro e questa palestra piena di bambini, è tutto quello che noi cerchiamo e che vogliamo e che giustifica tutto quello che noi stiamo facendo in questo momento. È stata una presentazione in grande stile quella di domenica 11 ottobre, con 550 atlete e famiglie al seguito. E oltre alle società coinvolte, anche Zero Branco e Tre Baseleghe si stanno avvicinando al Fusion Team Volley. Qui ci sarà spazio e soddisfazione per tutti, per le atlete che mirano alle massime categorie, ma anche per quelle che con la pallavolo intendono semplicemente divertirsi. Questo è un gran progetto, appena mi è stato presentato sono stato entusiasta, perché oltre ad avere delle importanti basi tecniche aveva anche dei risvolti a livello personale di stimoli, quindi per me era importante ricominciare, ripartire con una nuova idea, un nuovo progetto. Si apra dunque il sipario, il nuovo progetto pallavolistico entra in scena. Stiamo costruendo qualcosa di grande, pur in mezzo alle difficoltà che è giusto ci siano ed è normale ci siano. Vogliamo mantenere l'identità di ciascuna delle società, vogliamo anche mettere a disposizione di tutte le ragazze che appartengono nel nostro gruppo una qualità diversa e un punto di riferimento diverso.